Tale H che c'è? Siamo rinciampi tu sei in mezzo e in mezzo a una voce a mezzo. Ma chi sto sicuro qua? Sicuro? Oggi camminiamo la loro fiume tutto il tempo. Come dovessero di fare? Minchia, sento un feto. Oh, Enzo, una magliere. Se vai io come vieni in terra. Preparati! Te l'avevo detto di non esagerare ieri. E io non voglio fare incazzare a tuo zio, che resta tempo passare pensiero. E da cussere quando spadaro s'accattò i poteri rodovici. E tu che ce ne fu? Se spadaro si piglia piccio per poteri, satano tutte cose. Il tirici ulazza ai due e ai soldi diventa difficile, nessuno se l'aspettava. Tu? Chi dà la macchina di Rongalano? Che minchia ci fa dopo casallo e disca il più buono? Picciotti. In elegante ritardo, come sempre. Usaccio con ci niente, tu Enzo. Non ti ci mettere pure tu a scassare ma la minchia. Ragione c'hai. Chi devo compito tuo zio? Siete lui, ma monè. Leo, che ci fu? Forse un'idea ce l'hai. Che idea? Aspetta. Oh, Angelo! Morisci che minchia fu? Avessi stato puntuale, anche se lo sapesse. Grazie, veramente, troppo gentile. Enzo, ma che fai? Apri sta porta. Oh, tale tutti scemoni te l'aveva data in vetaro. Allora? Che ci facciamo qua? E quando Spataro si pigliò a Perrera, travaglia assai. Vai ai guaide, comandai sennacate, saccatte le vuote. Si sta rosicando tutto come un socio. E sta cosa non la mappa in mettere, è chiaro? C'è assai tensione, vero, ma una guerra non è una cosa che potremo fare ora. E che sono poi al piano? Una cosa che riguarda i nostri famigli, eh? Una cosa che facciamo per il nostro futuro. Ci fossero assai pazienza e magari assai foittona, ma ora... ora cominciamo a vedere i frutti. Ogni settimana vengono navi da America, eh? E ogni settimana si raccogliono. Vanno e vengono direttamente da Empire Bay e sta cosa mi approfittare per forza. Ci rinescemo. Siamo pace con Spadaro. E ci potremo rispondere senza problemi. Lira con lira. Oh, badda con badda. O vino, già veniamo all'Italia. Perché non America? Bella domanda. Ma gli amici nostri della Grande America hanno gusti particolari, direi. Di qua. Venite. Che sta cos'è? Una pressa per stampare banconote. Ufficialmente si sfasciò tra i buidelli dei colonie in Africa orientale, ma al contrario del governatore, chissà si salvò. Volete stampare picciole? Per l'americano? Se si presenta un'occasione, stiamo a provare. Troppi occhi ci su America e troppi sbirri un neghie. Un'operazione come questa, capace che finisci prima di cominciare. No, i nostri dollari hanno a venire fuori. Spedizioni controllate, insospettabili. Ma così ne potremo rapire i potti poi mercato d'America. Magari non riescono a rintracciare la fonte.
Ma siamo sicuri che sono buone? Conoscemmo meglio falsario di tutta Italia e ci addomannammo di preparare per noi altre matrici, ne capemo? Siciliano, a Ferriò per mezzo mondo. E so già che non ho mai stato no caso favose. Arrivò a Canave e Napoli, ma finì in mezzo a una sciarra poi al maro. Uno dei nostri al municipio di San Celeste dice che i sbirri lo tengono gioaco sott'occhio, ma a fare niente. Prima che gli sciamoniti si adunano quando sottemano. Leone, i particolari conosce. Piglia Tasceroe e Sabatello. Dai, amone. Ma è de vonno che facciamo scappare o falsare lo commissariato a così, come niente fosse. Da non potremmo lasciare. Si sta squadrano, tutto il piano finisce a schifio. Ma tocca improvvisare. Ma tocca improvvisare in un palazzo chino di sbirri. Cane finisce male, Leo, sicuro. Ma a trovare una voce falsario. Ci dici tu a tuo zio. Ci sono voluti mesi per portare il suo cristiano in Sicilia. Lo stanno cercando in tutto il paese. Secondo te che a fare, Leo? So cosa questi dettagli? Il nostro uomo municipio è a chiave. Il due sapeva perfettamente un stavo falsario. Ne aspetta nella piazza principale di San Celeste. Lo incontri là, Enzo. Ci vado io, Enzo manco sapere da cosa ormai di dentro. I guardi ti conoscono. Enzo invece non lo sanno qua. Ci vai tu. So falsario, un nome ce l'ave. Giuseppe Palminteri. O meglio tutti, dicono. Sì, come no, un meglio a fare se pigliare. O spottonato. Sono cose che capitano a quel che è. Tu le sai queste cose. Vabbè, ci vai io. Come si chiama il suo cristiano? Non lo sappiamo e non ce ne fotte niente. Senta a me, meglio così. E come capisci qua? Come hai direi? Chi vorrei? Ma allora niente sa. Appena vede il suo posto se ne torna in carcere che i suoi PR. Picchia vennero qua. Minchia feto. Non ti pare ovvio? A domandasse se fosse ovvio. Ma picchia un mai risponde per una volta. Perché fa freddo. A cui ci spiace me ne. Non ci sono ladri e manco sbirri, noto. È perfetto. Minchia. Pare che siamo in paradiso. Ah, Monè. So che hai il suo mal di denti. È tipo un saluto. La minchia. Rappresenti e ti indicherei. Da indicare l'incisivo. E che minchia sono le incisive? Ma eri già così sciamonetto quando ci siamo conosciuti? E riente sono. E io che te rissi? A moneta indica riente e ci dice oh, hai un rente che mi ammazza. E la posso fare stessa cosa e ti risponde. Ora io hai un riente camerone. Tutto qua. Lo capisci? Che ci hai? Ma perché? Se conosci un mal di denti, sei uno dei nostri. Se uno conosce, sei una voce fetosa. Ne abbiamo giochetti come questo, vecchi come un cubo. Tu minchia dall'antica ma sei buono. A così capisce che stai parlando con Cristiano giusto. Se, ma non mi posso mettere a fare così con quel che non ha piazza come un fuoco. Ma quando mai? Il nostro contatto aveva un pagiotto rosso. Chi fa? Passa lo circo. Risalta all'occhio, è una cosa che aiuta. A così non ti può sbagliare. Vabbè, mi faccio ridere tutte queste cose sul falsario e poi che faccio? Poi ne ragioniamo, ti preoccupare. Minchia chi sta a votare buona cagnetto in carcere? I dei San Celeste mi possono giocare a me. Si accura, Enzo. Il loro nuovo capo è uno spietto. Fice a sé polizia. Un cretino. Minchia a posto. Sì. Oh, leggisti un nuovo manifesto per la Taiwan, nella piazza. Padre della cara. Sì, minchia sarà bello.
Leggevo che avendo un squadra pure dalla Francia, magari dall'America. Mi pare una minchiata. E i piccoli ci piacciono a quelli francesi e americani. No, mi pare una minchiata che sa leggere. Minchione. Arrivai, Enzo. Non tu squillo. Ho contatto lo sciopero al russo. E io hai Oriente che mi ammazza. Ho capito. Non ti fare incagliare. Ne vedremo bar quando finisci. Ah, che ci fai a ste banne? E su qua c'è un addomesate. Ma che de buoni, bestie belle manze. A peggiorare si va. Cominciò a dormire sulla calvaria. Ma così capace che vai che sa cavallo. I collini sono chi ne chiede l'assassino. Isabella. Tale che c'è? Enzo, ti riscavano ricchi. Sono sicura che vi assai che fare. Amoni, Isabella. Ah, può essere. Un cristiano con un panciotto rosso. Fatto pace, non ci interessa. Arancine! Ma con i fave A te fristi! ti piace. Ma non solo a mia, Valentina. Tanto non ne fanno più. Potremmo tagliare? Potremmo tagliare. Enzo! Addio stava per... Oh, Flavio! Come siamo? Non me la niente. Pure che l'affettuario nuovo mi fa travagliare. Aereo ti tagliava la poeta. Secondo me a toppa nova ci vuole. Quanto ci mette? Una settimana. Come ti pare? Ah, può essere. Ora me ne scappare. Ma grazie per l'aiuto. Quando vuoi. Ciao Enzo! Scusa, stai cercando l'amico mio? Poverissimo. Aveva messo un panciotto rosso. Un panciotto rosso? No, stava parlando con i clienti. Senti, tu t'ha accattare i niente? No, sei nata no. Tempo peso. E trovare un cristiano con un panciotto rosso. Sì, per 10 centesimi, signore. Magari tu in Europa. Grazie. Anzi, capace che mi puoi aiutare a un'altra maniera. Avresti un cristiano con un panciotto rosso? Mi paresse di no. Mi spiace. Perdonassi, vi posso aiutare? No. Ah! Il Sorrente mi sta ammazzando. Ah! Il Sorrente mi sta facendo nascere forte. Ma mia, che volete? Che minchia mi conta mia? Lasciatemi dire. Ah, signore, mi scusasse. Ah, un neito. Deve essere qualche namorato. Oh, Antonio. Buonasera. Il capitano dice che c'era un errore nel rapporto con la presentanza. Inutilizzabile. Come andiamo, scusa? Scrivetevelo tutto. Voglio i fogli sulla mia scrivania entro domani mattina.
Ah! Hai Oriente che mi ammazza. Eppure io hai un dente cameruole. A te hai stava cercando. Mi puoi aiutare a ciopare un cristiano? Hai stazione di guardia. Eh sì, poteva essere. Amone. So cos'hai. Per Don Torrese è troppo importante. Vieni con me. Avessi essere tutto. So che sei viva. Un ferrietto. O mio si rompeo. Mace mia. Ciao Antonio, non lo sapeva che oggi travagliate. Manco io. Ma essere a casa. E invece, tali ho un sogno. Ancora grazie secondo me. È solo l'inizio, capitano. Aspetta, da sotto è un maggiore. Ancora quello. Non è come all'avo te. Perché al piano terra trovo ancora prove confiscate? Non sono Quando siamo rincia, tu stai con me. Certo. inviato. Metà di quegli idioti non sa leggere. L'altra parte se ne fotte. Perché non porti tutto nel mio ufficio? Stai a vedere se trovo un libro, signore. Ma capace che ci mettono antichia di tempo. Abbiamo un problemino. Chi c'è di capire, signore? Ancora un ufficio. Proprio chi son capisce? Conosco due cristiani che la domandarono dopo la mia e che ci arrivò un mese prima. Io non ne saccio niente. Chi fa tastiette? Non posso travagliare se sa così a dritta. Va bene. Sì, un libro. Calma. Ne potremmo parlare, no? Siamo tutti cristiani ragionati. Non c'è niente da parlare, oramai la decisione la pigliamo. Camillo. Scusate, tenente. Lo vedo subito. I prigionieri misero da sotto, rinciocatoio. Pure l'uomo nostro. Stamattina a Dyer. Guardi. Rincia, Roe. Fuora. E di notte che mi dici? Allora, sicuro so che sai ora. Ma boh, va tenne, prima che ne vedono. Per favore, non facevo niente! Bazza! Cammino! Il capo ha detto di chiudere il caso Ludovici. Che? Di già. Di già, saranno passati quanto? 6 mesi? Non abbiamo niente in mano. Caso chiuso. La finiamo così. No, morì. Oh, chi si sono voi? Se non sei d'accordo, lamentati con da me. Allora, cantò. Ancora niente. Non lo possiamo trattenere ancora assai. Ora che Grimaldi ha ritirato la dichiarazione. Scommetto che è colpa di suo frate. E niente che possiamo fare. Enzo, posso parlare? Valentina Ronnetti. Ci ha visto a mettere in anticchia. Ci ha domandato di trovare un ferrietto nuovo. Chi decaio io non so buone, si rompono continuamente. Mi mancasti. L'ultima volta ci siamo visti quando tennisti la vigna. Lo saccio. Ci provavo a allontanare me laute, ma hai un sacco di travaglio. Nai a così assai che manco mi invitai stato a casa a Peverilla. Un po' sto tutto tuo. Si vede che sei uno che sa fira. Tu risse che avesse fatto bella figura con tuo padre. Ricca picca, una mammuccia ricchiù. Bella assai fosse a crederci. Di ora ma bastasse un invito. Tranquilla, dice vuoi tu. E che ho un sogno solo mai, perciò... Se mi fai aspettare ancora assai, vuol dire che mi tocca venire a sorpresa. Ora vatene. I tuoi amici ti stanno aspettando. Ne vedremo, Enzo.
vedere. Sempre vi è giocato prima volta, spero. Via, non chiedo me penso. Scusa se ti Come faccio te? pregare bene. Vuoi trovarsi un firretto? Sì, non capisci. Ciao. Com'anne tu ora? Ora no, non si sanno mai cos'era la vita. Allora, ripassiamo tutte cose insieme, a così non facciamo minchia. Insomma, Dio. Ci sono un ballo se mi si travacchio. In galera va a finire. Va a fare incazzare tozzi. Amo caputo. Sentiamo. Io e me picciotte avevamo preparato un diversivo per fare nascere ad amico e alla voce guardia fuori del gioco. E come sei sicuro che funziona? Perché? I cose io buone li faccio. Non ti può sbagliare, fidati. Una volta che se ne vanno, penso che si rincia e fa nascere un nostro uomo, aracio, senza fare idea. Va bene. Io vi aspetto nella macchina. Cesare, tu tieni d'occhio fuori. Se vedi che c'è pericolo, dai l'allarme. Se finisce a schifio, lo sai che dovrà fare. Ma che minchia è? E dissi ora, baissa minchiate. Va bene. Ma se tu fottissi mezza città e alla voce mezza ci arrubaissi, non ti può fare a bere le pere. E manco Enzo, se non si vuole fare una ventina d'anni a Lucciaidone. Tranquillo. Non ti pigliare pensieri. Occhio vivo. Lo capissi? Amone. Meglio se ne tagliamo una ciabatta in nisciute. Guardie, i Messina! Iddi ci colpano! Vi ci porto io, alle semone! Chi stai segnala? Amone. Occhio vivo, Messina si scavò a fossa sua. Ma io non ci viene mai, ste paite. Magari è sempre più disperato. Può essere. Ah? Non mi posso lamentare. Per niente tu. Meglio sempre taleare.
D'amico non ti farà più avvicinare agli autocarri quando saprà del tuo piccolo incidente. E allora sarà meglio che non lo venga a sapere, no? Geraci sistemerà tutto prima che torna. Speriamo che Messina faccia resistenza allora. Allora, che ne pensi di chi tu chi lascia? Dici che qualcuno ci sta stampando qui nella valle? Secondo me aveva in mente qualcosa di grosso prima che lo beccavamo. Non si aspettava un controllo. Era tutto sicuro di sé. Un professionista. Niente. Un noveo! Prima o poi avanti a essere. Gesuzzo, morì. Occhio vivo! Compromesse siamo! Cai, acqua capanna. Non ti può ammucciare, Remia. Chi? Ovvero! Non lo fai più, fulbo, eh? D'amico non ti farà più avvicinare agli autocarri quando saprà del tuo piccolo incidente. E allora sarà meglio che non lo venga a sapere, no? Geraci sistemerà tutto prima che torna. Speriamo che Messina faccia resistenza allora. Allora, che ne pensi di chi tu chi lasci? Dici che qualcuno ci sta stampando qui nella valle? Secondo me aveva in mente qualcosa di grosso prima che lo beccavamo. Non si aspettava un controllo. Era tutto sicuro di sé. Un professionista. Lo figliega rosa, fa scendere un capitano. Zitto te! Ma tu sai come chiappare. Teresse zitto! Giuseppe, Ricca, te puoi tu fuori. grazie, amoni. Lei tu me lasci? Lascia. Lasci pa stampa, pa pressa. Non è inteso parlare in da lascia. La vena a boissa, sai pigliare quando mi arrestarono. Amore, non essere magari a mia.
Minchia. I lasci li piglio io. Non ne riscamo. Se attecca aspetta che tu lo capisci? Come dici tu, ne vediamo. Io sono vecchio. Mi pare ancora mezzo addormesciuto, Radino. Muovete, o te la faccio vedere io. Sì, caporale. Non mi interessa come vi comportavate in Sardegna. In questa unità, chi non riga dritto se la vede con me. Sono stato chiaro? Sì, caporale. Presentatevi da me dopo il giorno di guardia con l'arma pulita e l'atteggiamento giusto. Se non avrete una brutta nottata. È una promessa. Sì, caporale. Buono. Pare buono. Minchia! Ma sono l'ufficio del capitano! Come minchia da sé? A caricare!
Non ti facciamo uscire vivo da qua! Facciamolo escere! Oh, meno male che non andiamo a fare siente! Mezio non ammazza ora! No, se ne veniamo una cazzara. No, io non ce ne esce! Sentami! Oh, via i mate! Piccare da... Facciamolo nascere in due! Perché ci mettessi a così assai? Minchia! Prende tu auto! Che sta facendo? Ancora da fuori su! Vai a birre, sa, via è libera! Oh, non si fia in mano! Manco se lo facessero per travaglio. Non a fuori! Oh, go! Non ce la state tempo di picchiare ciato! Facemolo escere! Scusate, andiamo a muovere. Picchiare se lascia! Te, amone, una macchina. Poi, va tenere qua. Fermo. Girati. Lentamente. Hai fatto un grave errore, picciottello. Tu satte...
appena che ti tolgo quel fazzoletto, non avrai più nessun segreto. Prima ci riesce, però. Ce ne pensaste, troppo tardi. Dai o no? E allora monene. Minchia! E ora che portiamo a casa e t'ammuccia. E noi che facciamo? Portiamo a Giuseppe in una conseria e ammucciamo pure a io. Ah, conseria! E assai sunnisciamo lo paese! Io a fortuna mi faccio lo sai. Chi siamo a cura, il problema non sa presente. E andiamo a chiedere. Penso, trasi, e calati essa, eh? Ma come una conseria? Adesso lo era la becca! Che minchia fu? Minchia. Un poco di colore t'aggiuvasse, Caintra, sai? Mi stancai aspettare un invito da parte tua. E quindi decidi di venire tu stessa. Certe volte, quando desideri qualche cosa, te la pigliare. Lo sai che succede se ti vedono carincia? Eppure è casugno. Tu stai rischiando. Tu lo sai cosa sogno io. E saccio magari che fai. Ma tu sei diverso. Tu non sei come l'auge. Ave una vita, che sogno sola. Aspettando che canciasse qualche cosa, che qualcuno potesse canciare sto mondo. È per questo che stai rischiando. Chi tu che voglio dorissi, Enzo. Ora tocca a te.